Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. La sanità in primo piano, la rimozione del commissario Scura agita la politica. La parlamentare di Forza Italia, Iole Santelli, parla di una trattativa aperta tra PD e Area Popolare per spartirsi la sanità in Calabria e Campania, mentre nelle corsie è emergenza. Oggi è l'Ipasvi a lanciare l'allarme, l'ospedale di Cosenza è al collasso in tutta la provincia, dice l'ordine degli infermieri, mancano appunto 700 infermieri. Vediamo. Sanità, ostaggio della politica, in particolare il PD e Area Popolare sarebbero in trattativa per spartirsi Campania e Calabria. A svelare il retroscena sulla rimozione del commissario Scura è la deputata di Forza Italia Iole Santelli, che in una nota spiega l'accordo di potere, lo chiama proprio così, accordo che non riguarda in alcun modo le emergenze. La Santelli non risparmia strali verso il governatore Oliverio, che ambisce, dice, a sostituirsi a Scura, mentre i problemi sono altri: emigrazione sanitaria, i nuovi ospedali, le assunzioni che restano sulla carta. Nelle corsie la situazione è drammatica, gli ospedali in provincia di Cosenza questa estate rischiano il collasso per la cronica carenza di personale, in particolare di infermieri, come spiega ai nostri microfoni il presidente dell'Ipasvi. Abbiamo il problema della carenza di personale sia infermieristico sia di supporto, che è una storia che va avanti da anni, ogni volta si ripropone maggiormente nel periodo estivo, nel periodo in cui devono per forza di cose essere espletate i periodi di ferie, i riposi e quant'altro. Ad oggi, per garantire la normativa europea sull'orario di servizio, mancherebbero 700-800 infermieri, però se pensiamo che dall'inizio dell'anno sono andati in pensione tantissimi colleghi che non sono stati sostituiti e ne andranno ancora in pensione, che non verranno sostituiti, è normale che la situazione è veramente drammatica, perché tanti colleghi non riescono ad andare in ferie, non riescono ad avere i turni di riposo che dovrebbero avere da contratto, e questo è un rischio per i colleghi stessi, per gli operatori, è un rischio soprattutto per i pazienti.